E ora scendiamo nell'ipogeo del complesso. E ora siamo nell'ipogeo, appunto, dove veniva praticata la scolatura e poi, dopo che fu abolita, le ossa venivano messe nelle urne. Questi dovrebbero essere i confratelli dell'arciconfraternita, appunto, di Sant'Anna dei Lombardi. Un'altra particolarità sono gli affreschi. È difficile trovare un ipogeo affrescato, allegro, e questo vuole rispecchiare un po' quello che è il giardino dell'Eden. Un'altra particolarità è questa qua. Questo rappresenta Bernardo Tanucci, perché pare che i suoi resti siano qui. Ci ha affrescato un monaco olivetano di Giorgio Vasari, perché Giorgio Vasari era di consuetudine, veniva la mattina presto, quindi bussava e dava fastidio, e infatti poi ha riprodotto il monaco che apriva e sta nervoso, ha le ciglia, sta proprio nervoso perché sul fatto che veniva svegliato presto da Giorgio Vasari. Ma a proposito di Giorgio Vasari, vieni. Questa oggi è la sagrestia, ma una volta era il refertorio e non si accedeva dove siamo entrati noi, ma dall'altra parte. Questa fu affrescata tutto da Giorgio Vasari, queste 3 volte che Giorgio Vasari finì in nemmeno un anno. E un'altra particolarità di questa sagrestia: intorno vediamo tutto legno, non è un affresco. La particolarità che questo monaco fece con il gioco del chiaroscuro, ed è tutto in legno, e varia da paesaggio, architettura. C'è sta chista che è un mobile, c'è un mobile proprio. Eccola qua. Che cosa straordinaria, bellissimo. Ed è bello, poi ci sono tante altre chicche che dovete venire a vedere. Ultima chicca prima di salutarci: ci avete mai fatto caso a questi archi? Facevano tutte parte del complesso di Sant'Anna dei Lombardi, precedentemente della chiesa di Monte Oliveto. Belli miei, io voglio ringraziare la Neapoli Partenope che mi ha permesso di raccontarvi quello che è Sant'Anna dei Lombardi e la sua buona storia. Un bacione.